Buongiorno bellissimi, giorno 115. La nottata è andata bene, la tenda ha retto perfettamente, stamattina non c'era nulla di bagnato. Dormire in un punto col terreno asciutto e abbastanza coperto dagli alberi sicuramente evita tutta l'umidità che c'è invece in un prato aperto. Questo è molto comodo. Adesso sono le 8 e sto ancora fermo perché aspetto quei 3 ragazzi di ieri, quei 3 pellegrini che abbiamo conosciuto sulla spiaggia. Facciamo un po' di colazione intanto che li aspettiamo. Ok, ore 8:40 mi hanno raggiunto. Ci sono Travis, Virginia e Naomi. E ho scoperto, mi hanno raccontato, che nell'albergo dove si sono fermati loro, che era tipo una chiesa, hanno vissuto delle piccole avventure anche loro, perché innanzitutto il prete era molto vecchio e molto strano. E seconda cosa, sopra il letto di Travis c'era un materasso pieno di muffa e lui ha dormito tutta la notte con questa polverina che gli cadeva addosso e che gli faceva bruciare gli occhi. Quindi è curioso, vuol dire che non solo in tenda si vivono cose strane. Ok. Siamo arrivati a Comillas dove finalmente faremo colazione. Abbiamo tanto voglia di bere un caffè. Oh, you straighten your hair? Yeah. I think fish too, right? E mentre usciamo da Comillas vi racconto qualcosa di questi 3 ragazzi. Allora, Naomi e Travis vengono dalla Germania e sono fratello e sorella e hanno ben altri 4 fratelli, tantissimi. E ho già visto che sono molto molto legati e credo che sia veramente bello che facciano questo cammino insieme. Invece Virginia viene dagli Stati Uniti e per la precisione dallo stato della Virginia, cioè i genitori hanno fatto lo scherzetto. Yes. Ore 12:40 abbiamo raggiunto San Vincente della Barchera e Naomi mi ha spiegato che in teoria c'è una superstizione che riguarda il ponte e cioè che lo si dovrebbe attraversare trattenendo il respiro. Ok, ho cercato un po' sul web e viene definito il ponte dei desideri. Praticamente se si riesce ad attraversare senza respirare si ha diritto a un desiderio. Ovviamente di solito si fa in macchina. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Comunque ho scoperto che questo ponte è stato costruito nel Medioevo ed è stata un'enorme opera di ingegneria perché ci sono ben 32 archi ed è lungo mezzo chilometro. È l'1:20 e facciamo una piccola pausa pranzo. È stato molto piacevole camminare oggi, la temperatura era perfetta, non c'era troppo sole, non faceva freddo, il panorama era molto dolce e la vista anche molto spettacolare. Ore 2:10 ripartiamo. Non sono riuscito a finire il pranzo, i ragazzi hanno fretta, quindi proviamo a seguirli mangiando.
Ore 5 e ci mancano ancora probabilmente una ventina di chilometri, ne abbiamo fatti parecchi, mi sa che oggi per stare al loro passo che hanno cercato di allungarlo per stare al mio e mi sa che ne facciamo più di 40. Tired? Yeah, a little. Ore 5 e 10. Questa è una situazione interessante perché i tre ragazzi non sono convinti di poter raggiungere l'albergo che avevano prenotato e hanno provato a chiamare altri alberghi lungo la strada e tutti chiudono o prima oppure sono pieni e quindi non sanno dove dormire stanotte e quindi sono un sacco preoccupati e adesso stanno vedendo di chiamare un taxi così almeno 2 di loro raggiungeranno l'albergo prima che chiuda e Naomi che vuole camminare invece verrà con me e in teoria lo può raggiungere quando loro saranno già là e le possono aprire la porta. Questo è interessante, un interessante problema che io effettivamente usando la tenda non ho mai avuto e non ho una preoccupazione diciamo in meno, sebbene debba sempre cercare di trovare un posto dove mettere la tenda che non è comunque scontato né semplice. Però questo appunto per qualcuno che vuole fare il viaggio in maniera normale, classica, è sicuramente un problema da considerare. Riadettina Menor. Non credo che sia questo, ma tra non troppi chilometri, quindi se non stasera domani, dovremmo attraversare il fiume che separa la Cantabria dalle Asturie, quindi cambieremo regione. Ore 7:30, siamo arrivati nelle Asturie. Quindi questo è il fiume che separa le Asturie dalla Cantabria. Quindi esattamente con l'attraversamento del fiume Deva. Asturia. Ore 8, direi che questo è il tramonto più spettacolare di questo viaggio finora. Mi spiace solo che Marta non posso vederlo e anche Travis e Virginia che sono andati direttamente all'albergo, se lo sono persi di così poco. Immenso, immenso, mi sta riempendo veramente tanto. Ok, sono le 8:10 e abbiamo raggiunto l'albergo dove si fermeranno Naomi, Travis e Virginia e io sono molto indeciso se provare a mettere la tenda qua e sperare che nessuno mi dica nulla. Domani mattina ripartirei abbastanza presto. Abbiamo provato a telefonare alla persona che gestisce l'albergo per chiedere il permesso ma nessuno risponde, quindi non so, vediamo, aspettiamo ancora un po', facciamo ancora compagnia a loro tre e poi in caso ripartiamo al buio. Ok, tutto a posto, oggi dormiamo qua e noi ci vediamo domani mattina. Grazie per essere venuti anche oggi, ci vediamo domani. Ah, alla fine abbiamo fatto 36 km, una bella tappetta, infatti sono bello stanco. E... buongiorno bellissimi, giorno 116. Sono le 7:30 e ripartiamo con Naomi, Virginia e Travis. E stanotte non ho dormito benissimo, mi sono svegliato un sacco di volte, però in compenso prima che loro fossero pronti sono riuscito a lavare la camicia e i calzetti. Oggi continuiamo a camminare sulla costa e siamo la prima giornata intera nelle Asturie.
ore 8. Ho notato che il ginocchio destro inizia a dolermi un pochetto, soprattutto in discesa, e quindi devo rallentare parecchio. Non so se riuscirò a stare dietro ai ragazzi che invece sono freschi, riposati, sono partiti da pochi giorni e vanno come dei razzi. Può essere che oggi faremo ancora un pezzo insieme, però poi ci separiamo. Ore 9, abbiamo fatto una piccola pausa a colazione alla franca. Sia oggi che ieri ho provato le tortillas, che sono praticamente delle specie di frittate, e molto buone, molto sostanziose, un bel inizio di giornata. Ieri ho provato le tortille con jamon e queso, cioè formaggio e prosciutto. Oggi invece col chorizo, che è una salsiccia piccantina, molto buono. Ore 10, stiamo camminando in posti bellissimi, bellissimi, e qua si è creata un po' di traffico perché questo piccolo buco con la vista sull'oceano è spettacolare. Si percepisce tantissimo la potenza dell'oceano con queste onde che si infrangono all'interno della scogliera, è spettacolare. E il gruppo si allarga, abbiamo ritrovato anche Ladia e incrociato una nuova pellegrina di nome Hannah. E il viaggio cambia ancora una volta di tipologia. Bellissimo. Sono le 10:30 e Naomi ci ha detto che qua c'è una grotta che si può visitare, che molti pellegrini si perdono perché non la conoscono. Però lei è stata qui in vacanza e una sua amica gliel'ha mostrata e siamo strafortunati perché sicuramente non l'avremmo notata. Adesso ci entriamo. Ist das so? Ihr Licht vom Handy. Wir haben eine Höhle gefunden. Ja? Ja, ja. So. Mi sa che non faremo tanti chilometri oggi. Che bello! Che bello! Ore 12:30, facciamo una pausetta. Loro non so come fanno a non mangiare niente. Io provo un'impanata de pollo, che è praticamente impanata di pollo. Cheers. Cheers. È l'1:30 e siamo ripartiti da circa mezz'oretta. Abbiamo intenzione di raggiungere Janes, dove mi sa che faremo un po' di shopping, dato che ognuno di noi ha bisogno di qualcosa e dovrebbe esserci un negozio di outdoor. Lì proveremo a vedere se troviamo un coltellino, dato che il mio l'ho perso purtroppo, e prenderei anche un
una cuffia, un berretto, perché al mattino noto che ho molto freddo in testa e sono sicuro che questo aumenterebbe tanto la mia concezione di calore anche durante la notte, in caso di notti proprio fredde. Los bufones de arenillas. Hannah mi ha spiegato che questi sono praticamente come delle specie di geyser naturali, o meglio dei buchi nella scogliera, nella roccia, e quando le onde sono molto forti l'acqua sprizza su in alto un po' come dei geyser, anche se l'acqua ovviamente non è calda. Oggi purtroppo il mare è molto calmo, quindi non li vedremo. E le file si infittiscono. È arrivato anche Basil, che da quel che ho capito è partito da un paese nel centro della Francia ed è da 80 giorni che cammina anche lui. Ore 3:40, abbiamo già fatto 22 km e i panorami sono veramente mozzafiato. Ogni volta che giriamo l'angolo diciamo un altro. Ce n'è così tanti, così belli, che diventa quasi noioso. Scherzando, ovviamente. Siamo quasi arrivati a Llanes, mancano 3 o 4 km e ho rallentato un po', ho perso il gruppo perché mi fa effettivamente malino il ginocchio. E il fatto che loro corrano così tanto dipende soprattutto dal fatto che devono per forza bloccare l'albergo prima che arrivino altri pellegrini. Però noi abbiamo già diversi chilometri sulle spalle e più chili di loro, quindi mi sa che li dovremo salutare e al massimo li rincontreremo a fine giornata, perché comunque loro smettono di camminare circa verso le 4, noi invece andiamo avanti fino alla sera, solo che facciamo più pause. Ci ho pensato adesso a questo dettaglio, quindi mi sa che nei prossimi giorni li rincroceremo, ma non cammineremo insieme. Ore 4:40, ho fatto ancora un paio di chilometri e ho visto questo posticino con tanto di tavolino e ho già fatto 25 km, quindi sapete cosa vi dico? Llanes lo vediamo domani e adesso ci fermiamo a riposare un po', così il ginocchio non andiamo a sovraccaricare il ginocchio, che oggi lo sento bello stressato, così gli diamo qualche ora in più di recupero. Inoltre ne approfittiamo di questo bel sole per caricare un po' le powerbank e adesso mi metterò a fare un po' di video, quindi mi sa che non vi racconterò niente fino a stasera, quando monterò la tenda e vi darò la buonanotte. E buon proveggio!